Signora, suo figlio ha avuto un incidente, arriverà un avvocato e lei dovrà consegnare dei soldi per evitare il suo arresto. Si presentavano così alle povere, ignare vittime i truffatori che inizio anno hanno colpito almeno 3 volte. Telefonate e poi ecco il sedicente avvocato Maurizio Savarese, 44 anni, napoletano. I carabinieri di Romano De Zelino, il nucleo operativo della compagnia di Bassano, lo ritengono responsabile di almeno 3 truffe, 2 colpi in serie, il primo il 10 gennaio, il secondo l'11, il terzo a fine febbraio a Cassola. Il 10 gennaio, quando un'anziana di Vedelago, 88 anni, il truffatore, non contento dei 500 euro consegnati, sfila con le proprie mani le 2 fedi d'oro dal dito. Il giorno seguente, Rossano Veneto, le vittime sono marito e moglie, il bottino ingente, 3.000 euro in contanti, 20.000 tra anelli e preziosi. Il 22 febbraio a Cassola un'anziana di 83 anni, mezz'ora dopo che Savarese si è allontanato, chiama i carabinieri che lo rintracciano e arrestano alla stazione ferroviaria. Adesso la svolta con l'attribuzione degli altri 2 colpi e per ora la parola fine a una preoccupante serie di truffe. È una tecnica che sicuramente ha già un bel precedente, abbiamo comunque riscontrato di averla sicuramente arginata grazie a questa attività di indagine. In napoletano si trova adesso gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico con l'accusa di truffa aggravata. Agli anziani un appello. L'appello è quello di mantenere un atteggiamento di assoluta precauzione, di contattare i numeri di emergenza quando si viene assolutamente sollecitati a qualunque titolo, sia telefonicamente che alla porta di casa. Buona precauzione, non aprire a chi non si conosce.